No, I'm not a writer. Mi piace sta storia, l'ho scritto anche su Facebook, che io adesso sono qua praticamente nel bordo di una strada, no? Dall'altra parte ho campi e qua dietro, come senti, c'è proprio la strada, no? Ho finito di lavorare, sono andato a lavorare in un altro paese e niente, ho fatto la cena qua, sono stato invece al supermercato, ho fatto la cena qua e stavo così bene, sono rimasto qua qualche ora, adesso fra un po' vado all'Alessia, no? E cosa succede? La cosa tanto semplice quanto strana, no? Praticamente era arrivato questo signore che stava arrivando qua nel buio, no? Guarda, vedi da questa specie di giardinetto, no? E insomma questo arriva tipo tutto sparato, tipo così, no? Che veniva verso la mia finestra, sembrava tipo volesse pestarti, no? Hai capito? E all'inizio l'istinto è stato quello tipo di chiudere la finestra, chiudere la porta, no? Però in realtà dopo è venuto fuori un altro istinto, no? Un qualcosa di un qualcosa di zingaro che da anni mi porta appresso, è il fatto di voler vivere la vita, di vedere cosa succede, di buttarsi entro certi limiti, perché insomma io alla fine uno che mi arriva così non era neanche enorme eccetera, io un po' di box l'ho fatta, quindi insomma voglio dire avevo anche la mia relativa tranquillità, no? E allora così ho voluto dire va bene dai, vediamo, sono proprio tranquillo, vediamo cosa succede, vediamo cosa ti riserva la vita, no? Alla fine niente, lui è andato avanti, era solo uno magari un po' così, che sai che aveva la camminata strana, è andato avanti, però mi ha colpito veramente molto questa cosa di dire vediamo cosa succede, vediamo cosa fa la vita, è stata... Può sembrarti una cazzata, ma è stata veramente una cosa grandina, insomma, bella, bella, veramente bella e emozionante, veramente. Io credo che questo vediamo cosa fa la vita, possiamo usarlo in tante altre cose, che spesso appunto manca quel coraggio, oppure più che coraggio magari abbiamo quell'abitudine alla prudenza, no? Hai capito? Che sono sempre alla fine tutti questi nostri condizionamenti sociali che ci portiamo dietro da fin quando siamo bambini, no? Poi pensa se fosse stato uno che voleva derubarmi, cazzo, mi toccava anche pestarlo, porca troia. niente di che, volevo solo renderti partecipe, perché vedi è una cosa proprio da niente, però ha il suo messaggio nascosto, perché ogni cosa che tu impari, se ci pensi, cioè ogni cosa, tante cose che tu impari, se ci pensi, se osservi, puoi riproiettarle in tanti altri contesti. Io le chiamo sempre formule di pensiero. Quando tu fai un ragionamento, dici ok, è una cosa molto saggia, è vera e tutto quanto, però puoi anche appunto riproiettarla in tanti altri contesti e poi vedi che appunto nella vita ti torna utile in tantissime altre cose. Quindi queste piccole verità che ti possono cambiare la vita sotto tanti aspetti. È importante ogni tanto stare da soli, perché quando sei da solo inizi a pensare, ma inizi a pensare libero dai giudizi degli altri, dai condizionamenti degli altri. Se tu noti, i grandi filosofi e pensatori parlavano spesso di eremitaggio, solitudine, però io credo che puoi imparare anche ad essere solo in mezzo alla gente, ossia a distaccare e imparare ad essere un essere intelligente, il che significa che non per forza devi dire cose eclatanti, non per forza devi partorire cose rivoluzionarie o collettivamente interpretate come intelligenti, no, ma bensì inizi a ragionare con la tua testa, inizi a usare il tuo cervello, inizi a guidarlo. È quella sostanzialmente l'intelligenza, un po' come l'antica definizione che diede Freud, è la capacità di risolvere i problemi in situazioni sconosciute. Possiamo reinterpretarla anche in quello che ho detto io, il ragionare da soli. Un po' come il Krishnamurti ce l'aveva sempre su, lui pompava con i suoi condizionamenti. Lui sostanzialmente per condizionamenti intendeva i condizionamenti della mente e del corpo. Io invece mi sposto un po' più in basso, io parlo dei condizionamenti sociali. Non che io ne sia libero, per carità, assolutamente no, però è bello ogni tanto esplorare la propria vita, le proprie facoltà cognitive, le proprie capacità
e scoprire che puoi volare molto più in alto di quanto ti hanno abituato a stare. È un po' il cazzo che me ne frega, se vogliamo, sotto certi aspetti, perché sostanzialmente il cazzo che me ne frega è il vivere incondizionato dalle regole, dai livelli e da qualsiasi altra cosa che tu attingi dalla società e che pertanto ti porta a imitarla e a non essere più te stesso. Il fatto anche che io vivo in camper è una delle conseguenze, insomma. Cos'è la conseguenza del camper? Il camper è, cioè quella volta, no, intendo. Il camper è voglio fare quello che voglio, non mi ha rotto i coglioni tutto e tutti, proprio adesso faccio veramente quello che voglio, provo a cercare, a esplorare all'interno di me stesso cosa realmente voglio, non cosa mi fanno credere di volere, macchine lussuose, soldi, no, cosa realmente voglio. Io dentro di me volevo un furgone, andare in giro, fare un po' la vita avventurosa, alla fine no, però poi ci sono anche dei contrasti interiori, insomma, alla fine, cioè tu vuoi delle cose, però contemporaneamente ne vuoi altre che vanno a delidere il tutto, no? Il che significa che io col furgone non ci sarei sopravvissuto più di un mese, io, non voglio dire che non sia bello, che non, assolutamente no, ma io come spazio, come comodità e tutto quanto, in un furgone assolutamente non ci sarei stato. Allora abbiamo detto, ma sì dai, camperino e proviamo, vedi? E alla fine sto facendo quello che voglio. Poi alla fine scopri, cosa sono passati ormai quasi 2 anni, che il tutto diventa, tra virgolette, normale, come ti avevo già detto, no? Normale nel senso che per te, nella tua intimità, nella tua solitudine di pensiero, non stai facendo nulla di strano, o meglio, nulla di sbagliato. Ecco, quella è la parola giusta, nulla di sbagliato. E contemporaneamente, insomma, anche la sua fighitudine. Vedi, la vuoi sapere una cosa assurda? Sempre per il discorso faccio quello che voglio, quello che realmente voglio. In realtà quello che tu realmente vuoi spesso non è un qualcosa di eclatante, un qualcosa di stravolgente. No, possono essere anche piccole e apparentemente insignificanti cose. Ad esempio, io adesso sono qua in bordo di una strada, sono solo, posso scegliere della mia vita cosa fare, cioè solo in questo momento intendo. Adesso avevo voglia di stare qualche ora qua, a fare un cazzo, niente, proprio niente, niente di niente. Oh, ho fatto quello che voglio, mi sento soddisfatto, felice e ricco di me stesso. Adesso posso continuare la mia vita normale, andare dall'amorosa. Oi, cosa mi avrebbe detto la società? Qua c'è la via Baffile, l'isola pedonale con tutti i locali, i negozi, andare a fare il giro in mezzo al casino, andare ai locali a bere, spendere non so quanti skate. A me sinceramente, cioè, dimenticato questo consiglio da parte della società, ho detto ma vediamo cosa ho io da propormi. E niente, sto qua a fare un cazzo. Probabilmente è molto meglio quello che propongono loro, probabilmente, oggettivamente, ma soggettivamente, visto che io sono io e sto vivendo la mia vita oggi, ora, per 2 ore o 3, ho preferito star qui.